Bene, abbiamo visto la casa dei sogni, abbiamo visto il granito brasiliano, lì in quel caso abbiamo applicato tanto prodotto. Adesso prendiamo lo stesso prodotto, lo stesso colore e lo applichiamo invece in un modo molto leggero, in modo di creare delle trasparenze. Difatti il prodotto applicato in questo caso si chiama trasparenze. Lo applichiamo con un passaggio e vediamo. Se vediamo qualche piccola imperfezione, possiamo sempre dare un'altra velatura in modo di avere la parete completamente uniforme. Puoi procedere. La prima mano è asciutta. A questo punto, se vi piace così, con questi movimenti, con queste ondulazioni, con queste venature, la lasciate così. Se la volete più uniforme, possiamo procedere con la seconda mano. Adesso vi faccio vedere con la seconda mano. Ecco, un piccolo trucco: se cerchiamo una maggiore uniformità, potrebbe essere di utilità spruzzare un po' d'acqua in modo che il prodotto si spalma meglio. Qui abbiamo trasparenze, questo è lo stesso catalogo, continua con trasparenze, lo stesso prodotto, lo stesso colore, dato in un modo più tirato, quindi più leggero. Se vogliamo evitare le macchiature ci aiutiamo con un pochino d'acqua, con lo spruzzino, ma a noi ci piaceva un po' macchiato e così l'abbiamo tenuto come è sul catalogo. Qui il prodotto è finito, come ho detto è lavabile, può rimanere così. Se vogliamo iperproteggerlo, ancora una volta ipervetro. E qui abbiamo nel catalogo delle belle immagini, abbiamo chiamato marmo luvolato, perché quando è completamente liscio ci dà proprio questa sensazione di marmo. Adesso, anche qua, per poter togliere magari qualche crestina, un piccolo colpo di carta vetrata. Queste trasparenze, finito, lavabile, completo. Qui abbiamo scelto un colore più scuro perché ci volevamo rifare al colore di granito brasiliano, lo stesso colore, quindi possiamo fare una comparazione. Adesso trasformiamo questa finitura in marmo nuvolato, eccolo qua. Come facciamo? Semplicissimo, gli diamo una mano di ipervetro. Ecco, finito il nostro marmo nuvolato, abbiamo appunto le trasparenze sopra questo passaggio di ipervetro, qui una mano, anche qua si può dare un'altra mano, si può carteggiare, dipende a che livello di vetro si vuole arrivare. Adesso quello che in più voglio fare vedere è una variante ancora più particolare, l'abbiamo chiamata pelle di serpente. E partendo da prodotto bagnato, con questo rullo lo andiamo a disegnare in modo totalmente incoerente. Adesso vi faccio vedere come.
di serpente qui, molto particolare, un bagno, una cucina. E questo la racconta, questa foto racconta molto bene questo effetto. Comunque in questo catalogo abbiamo diverse soluzioni, le due, chiamiamole antiche, hanno 20 anni, una si chiama Trasparenze e l'altra Casa dei Sogni, prodotti opachi, molto resistenti, molto lavabili, facili da applicare. E poi le due versioni moderne, marmo nuvolato, quello che abbiamo visto prima qua, e questo con il rullo. E poi abbiamo invece la Casa dei Sogni, che qui abbiamo trasformato con ipervetro in granito brasiliano. Effettivamente è un'imitazione del granito brasiliano. Come sempre abbiamo, lo diciamo sempre, importante, 169 colori disponibili, quindi c'è tutto il potere di scegliere, divertirsi ed essere creativi con i nostri prodotti. Grazie e buon lavoro.